Buonasera mister Vigneri. Pareggio del Lascari Cefalù che lascia un po' l'amaro in bocca per come si erano messe per come si era messa la partita, perché al termine del primo tempo la squadra si è ritrovata con un nome in più. Qual è un suo pensiero sulla prestazione dei suoi ragazzi di oggi? Ma io in realtà sono abbastanza contento del punto perché lo abbiamo guadagnato contro una squadra che se avesse i 3 punti che si era guadagnata sul campo col Marineo sarebbe seconda in classifica, quindi pareggiare con la seconda in classifica secondo me è sempre un buon risultato. È chiaro che l'uomo in più lo avremmo potuto gestire meglio, però forse ci è presa un po' di paura di vincere, paradossalmente. Abbiamo creato 2 o 3 occasioni nella fase centrale del secondo tempo, poi invece nell'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 10 minuti, abbiamo un po' tirato i remi in barca, abbiamo perso anche un paio di giocatori che erano insomma un po' affaticati e quindi abbiamo dovuto spostare qualcosina e forse ecco, perdere certi equilibri ci ha fatto perdere anche certezze e coraggio. La sensazione è che nella fase intermedia del secondo tempo si fossero aperti degli spazi, ci fossero degli spazi vuoti nella metà campo ed è come se i suoi ragazzi ad un certo punto, è come se l'inerzia della partita fosse cambiata, è come se si potesse sbloccare da un momento all'altro la partita e poi però improvvisamente è cambiato un pochettino l'inerzia della partita con le sostituzioni degli avversari o forse con la stanchezza anche. Sì, obiettivamente le sostituzioni degli avversari hanno inciso positivamente per loro, mentre le nostre speravo che potessero dare una marcia in più a noi, energie fresche a centrocampo e anche qualcuno in grado davanti di attaccare la profondità e di sfruttare appunto l'uomo in più. E invece non ci siamo riusciti e sinceramente gli ultimi 10 minuti sembravamo noi in 10. Quindi questo va detto. Però, ripeto, tutto sommato abbiamo rimosso la classifica contro una buona squadra. Abbiamo tenuto forte questo trittico di partite veramente complicate che è iniziata con Misilmeri, è proseguita con l'Atletic ed è terminata oggi con il San Giorgio. Adesso dobbiamo sicuramente alzare ancora di più il livello delle nostre prestazioni perché ci aspettano 3-4 partite in cui se davvero vogliamo uscire fuori da questa situazione lo dobbiamo fare giocando e vincendo. E adesso il prossimo impegno è il derby delle Madonie contro la super giovane Castelbuono. I tifosi sognano i 3 punti esterni, sognare non costa nulla. No, ma noi è chiaro che cercheremo di andare a Castelbuono per vincere la partita, ma con tanto rispetto per il Castelbuono che è una squadra costruita e allenata molto bene. Però appunto noi abbiamo sete di punti e dobbiamo sicuramente mettere in campo la stessa determinazione, la stessa energia e la stessa rabbia di oggi, però più qualità soprattutto nella fase offensiva perché onestamente io mi ero provato a giocare tutte le carte offensive fin dall'inizio proprio per cercare di avere qualità e di avere uno sviluppo della manovra un po' più fluido e un po' più efficace. Invece continuiamo davanti a essere troppo abulici. Tutto sommato oggi in porta abbiamo calciato, però non riusciamo a fare gol e soprattutto rispetto a quanto ecco, possiamo facciamo meno.